ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su FIFA 14 Ultimate Team. Allora raga, ho cambiato di brutto la squadra. Cosa ho fatto? Ho cambiato il modulo, sono passato a un 3-5-2 ho comprato Campagnaro Nero che è stato molto bene, adesso spiego un po' cosa ho fatto. E così ho levato Constant che veramente era inguardabile in tutti i sensi e ho rimesso Vidal come centrocampista. Chiaramente Vidal, io volevo comprare il Vidal nero, però costa ancora 350.000 crediti, quindi insomma per il momento non possiamo assolutamente. Ho fatto una stagione di prova e ho fatto 15 punti in divisione 3, quindi mi sono salvato, ma chiaramente non sono riuscito a guadagnare sta cazzo di promozione in Divisione 2. Adesso siamo alla prima partita della Divisione 3 ancora e vediamo di arrivare in sta cazzo di Divisione 2. Speriamo bene. Pippo in questo momento sceva un po' in crisi di gol, ha segnato poco nell'ultimo periodo, invece Inzaghi una cosa devastante. Vai ragazzi, andiamo. Oh, siamo contro una liga. Ok, ho fatto una partita di prova e ho perso 1-0 con 150 pali. Ora lasciamo perdere. Partiamo già male in divisione 3. È la quinta divisione la quinta volta che comincio sta divisione 3. Speriamo di non retrocedere, però siamo partiti male. Dobbiamo fare sti cazzo di 18 punti, sarà dura. Prima partita della sconfitta. Vai, secondo match, non possiamo assolutamente fallire. Dai ragazzi, per piacere. Speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene. Vai Pippo, il talismano delle ultime partite. Anche Kaká è in forte ripresa, ha fatto parecchi gol. Dai però, ma che cosa sta dicendo sto coglione? Mi sto incazzando subito dopo 3 minuti di gioco. Dai, sveglia. Dai Pippo, la prima sconfitta non esiste di non vincere questa. Dai. Vai Shevchenkone, vai Shevchenkone, vai Shevchenkone. Prova il tiro, dai, una posizione impossibile. Escia. Vai Pippo. Vai Ricky. Vai Ricky. Ricky! E come al solito para il portiere, maledetto. Vai Arturo. Vai Arturo. Di testa qualcuno. Pogba! Ancora miracolo, niente. Questa divisione sembra già sfigata, questa stagione. Vai Arturo. Vai Arturo. Svetta qualcuno. Bello sto tiro di Benatia, veramente un tiro di classe pura. Mamma mia, cosa ho rischiato qua. Vai, qualcuno deve correre. Arriva Casillas purtroppo. Casillas la rinvia. Ecco, tutti da soli. Vai Chiello però, sveglia. Chiello sveglia. Vai Gianluigino. Vai Gianluigino. Vai Campa, bravissimo il Campa vede Ricky, ma dopo il Sharawi purtroppo non è scattato. Dai che sbaglia, ma arriva Casillas di Baveri. Quando sbagliano gli altri comunque riescono sempre a salvare. Avevo fatto la cagata, gol subito. Vai Pippo, purtroppo ecco il problema è che diceva in recensione che fuori dall'area purtroppo fa fatica, poi c'è un passaggio troppo scarso, cioè ho capito che non era il suo punto forte il passaggio, ma neanche farlo più scarso di un coglione, cioè, Dai Fioi. Dai ragazzi. Dai Fioi. No, madonna, la madonna. Vai Elsha. Vai piccolo Elsha, vai piccolo faraone. Neanche il cross, non c'è da fare, attenzione, errore qua. Vidal. Pippo. Speriamo nel passaggio in mezzo. Non accumulativo, ma perché c'è ancora il cumulativo su FIFA? Perché?
Eccola là. Buttala via bene, Cristo! Mamma mia, quanti errori oggi purtroppo. Non stiamo giocando bene, vai Elsha, va il contropiedone. Tutti passaggi sbagliati, stronzate. Male, per il momento male. Bellissimo questo, è lungo, peccato, era buono invece. Era buona, di pochissimo, fu lunga proprio. Bravissimo. Vai Sheva. Bravissimo Sheva. Grandissimo. Forse è lunga, Shevche. Ma no. Doveva tirare di pallonetto, questo era l'input che ho dato al giocatore, ma invece il giocatore si è fatto le pippe. Molto bene. Non sembra una stagione molto fortunata, non ci credo. Che occasione buttata via ancora. Bravissimo qua Sheva però. C'ho il merda, David Villa, il guate. Erroracci, ma sto giocando male comunque oggi, In realtà ha avuto più occasioni dell'avversario, ma stiamo giocando proprio male. Fioi. Gol. Mamma mia. Ma no, la bava del rimpallo, il bavo. Dai, Fioi, torniamo in attacco per favore. Adesso è il suo momento forse. Dai Pippo di rapina. Grandissimo Sheva per Pippo. Si difende bene però questo. C'è da dire che finalmente si difende abbastanza bene. Eccola qua, forse il pertugio. Vai Elsha. Ho sbagliato. Che cazzo ho fatto? Errore clamoroso del Kumenda, però no di Elsha, proprio mio. La pressione questa di aver perso la prima. Vai Shevchenkone. Vai Sheva, bravissimo, che azione questa. Vai Ricky. Calcio d'angolo regalato. Vai, ti prego, su calcio d'angolo regalato, ti prego, l'incornata di qualcuno. Shevchenko di testa. Ritraversa. Non siamo fortunati. C'è niente da fare. Ma va a fare in culo, va, merde umane. Non ci voglio credere. Non ho parole. Io non ho parole. C'era il film, io non ho paura, io non ho parole. Traversa diceva l'incrocio perfetto. Anche di testa si dimostra un grande. Ma quando si decide che il Kumendone non deve segnare. Sharawi, dai, muovite, More, Elsha, ti prego, grazie. Vai Elsha. Nessuno di testa. Perché? Insomma, sto coglione segna 1-0 perché. Vai Pippo. Pippo fermato di fisico. Non è fuori gioco. Super Pippo. Super. Fuori. Non ci voglio credere, non ne va una giusta, ragazzi, stiamo dominando adesso. Qualcuno mi scrive, ciao bello, ti saluto, ma sono incazzato come una bestia. Chi è? XX Luca, ciao Luca 7. Non ci credo, cosa non sto vincendo? Buttalo fuori!
Bello. Grandissimo Escia qua, bel numero. Dobbiamo vincerla però, cazzo, è un furto. Escia di Esciarino c'è, Stefanino c'è. Veramente il cross non è il massimo col sinistro. Vidal se la allunga. Niente, c'è tutto in modo perché il Como non deve vincere, dai, capito? Buono. E Ricky se la allunga da solo, ma perché Ricky? Ricky vince un rimpallo, ma chiaramente non ne può vincere due perché quello decisivo andava in porta e chiaramente non si può. Incredibile partita. Stiamo dominando e non riusciamo a vincere. Anzi, prenderemo il gol adesso. Dai, fammi un gol, brutta merda. Mamma mia. Ma dov'è? Scusa, dov'è? È che lui non se lo aspettava, infatti. Dov'era l'angolo qua? La cosa regalata. Vari rimpalli sfavorevoli, mamma. Cioè, veramente, non so cosa dire. Cioè, mai visto. Mamma, quanto ho rischiato qua, cacà. Vai, quadro. Andri vede Pippo. Super! Pippo Inzaghi. 1-0. 1-0 di alta tensione Inzaghi. Mamma mia, non sbaglia mai. Adesso calma però. Oi. Pippo Inzaghi segna per me. In un periodo magico Inzaghi, C'è Sheva in un periodo di sfiga incredibile. No, il primo tiro. Ma avrà gli arrivata a ma vai a fare un salto in culo da tua madre che è una puttana di merda, ma vaffanculo. Scusate ragazzi, non posso non incazzarmi, non ci credo. Non ci credo. Appena segnato. Che schifo, Madonna, che schifo. Certo che è una sfiga, ok? Gli è arrivata là, sul rimpallo, gli è arrivata proprio là, sto figlio. Vai ragazzi, vai che andiamo. Dai che ci avevamo insultato per bene, adesso vinciamo. Vai Andri, niente, non vince il rimpallo, Sheva, niente, dopo per Sheva un momento difficile dal punto di vista culo. Bravo, bene, bravissimo, bene. Ricky vede, non è mai fuori gioco. Peccato, avevo appena segnato, il coglionazzo ha pareggiato subito. Vai Chiello. Bravi, vai Escia. Vai piccolo faraone. Ma ragazzi, uno in mezzo. Tira! Rigore. E che cazzo? Non so. Ma stai zitto, Miranda. Vai Sheva. I rigori, ho un brutto rapporto con i penalty. Speriamo bene. Vai Sheva. Vediamo se si sblocca Andri, brutto tiro. Andrei Shevchenko 2-1. Di nuovo davanti. Siamo di nuovo davanti. Vai ragazzi. Vai Pippo. Bello. Bel numero come non è rimbambito Fioi. È ufficiale. Vai Esce. Ma porca di quella porca.
Dai, Fioi. No, proprio regalare la... Sì, però Cami sono coglione, però, cioè... E la regalo nell'unico punto che non devo regalarla, allora... Niente, i rimpalli non sono favorevoli. Vai Pippo, vai Pipus, niente, Pipus non ce l'ha fatta. Grande Ricky di cuore. 86esimo, dai, dobbiamo vincere per fare almeno 3 punti in 2 partite. Partita comunque giocata non come al solito, non benissimo purtroppo. Bravo. Grandissimo per Pipus. Vai Pipus. Grande Pipus. Vai Pipus in mezzo. Vai Andri. Bravissimo Andri, ma recupera il portiere. Potevo tenerla. Potevo perdere un po' di tempo, ma io non sono così purtroppo, non mi viene spontaneo. Bravissimo. Ti prego Fischi, andiamo a casa. Grandissimo per Shevchenko! 3-1 a casa. Scusami vecchio se ti ho un po' insultato, ma ero nervoso con la mia squadra. Ti voglio, adesso che sto vincendo ti voglio bene. Purtroppo non potevo permettermi di non vincere perché 0 punti in 2 partite alla retrocessione. Vai ragazzi, abbiamo vinto 3-1. Prossimo video andiamo a fare 2 partite. Adesso riposo come indiano perché mi sono veramente innervosito un po' troppo. Mi dispiace perché non si essere tranquillo nei video, ma ogni tanto mi girano i Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.